Allora, siamo partiti da subito a lavorare. Io prima, in primis con l'insediamento fatto in maniera veloce dal commissario Burgio, una splendida persona, abbiamo fatto una ricognizione di quelle che erano le criticità del comune. Ce ne sono tante e stiamo cercando di lavorare per superare ogni problematica. Abbiamo nominato la giunta, le persone capacissime in gamba e si sono subito spese per il territorio, l'assessore Ciardone, l'assessore Sinaguglia, l'assessore Salemi, il vice sindaco Giarrizio, si sono subito messi all'opera per cercare di dare vita a questa macchina amministrativa. Abbiamo tante problematiche a livello di bilanci, però stiamo cercando di superarle anche con dei risparmi, risparmiando su quello che è possibile. Ci siamo subito attivati sulle basi di un'amministrazione che è quella di dare il decoro al territorio, quindi le pulizie su tutto il territorio, soprattutto anche le perdite idriche. Stiamo sistemando tutte quelle che sono le criticità dell'impianto idrico del Monte, pian piano arriveremo ovunque, quindi il cittadino devono soltanto avere la pazienza di attendere. Con l'assessore Saleni, giovane assessore, che si è cimentata nell'incarico forse più arduo per quello di programmare la sessione estiva, soprattutto per quanto riguarda eventi e manifestazioni, ha una grande voglia di fare, un'iniziativa lodevole che sta portando avanti è quella proprio di riuscire nell'intento di far rivivere bene il Teatro Costa Bianca. Abbiamo dato un apporto d'aiuto a quell'assessorato, grazie anche all'onorevole Terrano, all'onorevole Paci, che si sono impegnati per farci avere un ulteriore contributo dalla Regione per la sezione concertistica, un importo di pari a 40.000 euro che si vanno a sommare alle già dotazioni che abbiamo per quanto riguarda gli spettacoli. Quindi riusciremo a organizzare gli eventi in maniera concreta per far rivivere il Real Monte da Piazza Umberto I al Lido Rossello e tutte le altre zone che meritano le nostre attenzioni.